Allora, ci siamo? Sì. Stai registrando? Sì. Ciao amici dell'Arsenale, io sono Antonio De Gregorio. Io sono Mattia Marano, uno dei registi e sceneggiatori di Ritorno a casa, un corto prodotto dalla Puglia Film Commission nel progetto Interreg Circe. Ritorno a casa è la storia di Giovanni, l'autista di un carro funebre, che si ritrova in un momento della sua vita a lavorare per questa startup il cui slogan è "Te lo seppelliamo in 24 ore". Che da Milano deve portare la salma di un vecchio signore nel suo paese natale, un piccolissimo paese nell'entroterra molisana. Durante questo viaggio però si troverà ad affrontare delle vicissitudini un po' fuori dal comune. Questo viaggio ci ha permesso di creare un percorso mentale all'interno del passato del protagonista che sicuramente lo ha portato a una scoperta di sé che prima di allora non aveva mai fatto. Per me era fondamentale far vedere i magnifici posti che ci sono in Molise. Il viaggio di Giovanni ci dà la possibilità di poter vedere alcuni di questi posti. Il nostro film, essendo una commedia nera, tratta un tema un po' particolare che è appunto quello della morte. Noi ci siamo un po' divertiti, ma un po' anche emozionati nel trattarlo, perché sicuramente ti fa vedere le cose in una maniera molto diversa. Ciao amici dell'Arsenale, sono Giulia Rosco e sono la direttrice della fotografia del cortometraggio Ritorno a casa. È una commedia nera che ha come scenario le terre del Molise. Le scelte fotografiche mirano a rispecchiare in forma del tutto realistica questo territorio e giocano di forti contrasti nell'incontro di diversi personaggi in situazioni molto irreali. Comunque il cortometraggio è stato girato in 4 giorni e c'erano davvero tante location e molti camera car, ma col team ci siamo sempre trovati molto bene e abbiamo lavorato davvero in modo molto affiatato. La cosa più difficile del corto dal mio punto di vista è stato girare la scena con le pecore e mi sono fatto insegnare da Raffaele come si dirigevano le pecore. Il momento più bello di quelle giornate di set è la nottata passata in un cimitero completamente vuoto. È stato da una parte emozionante, dall'altra un po' spaventoso. È il mio primo cortometraggio con Antonio e Mattia, quindi non ci conoscevamo perfettamente, ma ci siamo trovati molto bene. Loro avevano le idee a livello fotografico molto chiare, quindi abbiamo centrato subito lo stile e abbiamo sempre di più poi perfezionato i dettagli. La cosa fantastica di questo set è stato il lavoro tra tutte le persone che ci hanno aiutato. È stato molto importante avere una squadra al nostro fianco che ci accompagnasse nella realizzazione del film. Noi ringraziamo tutte le persone che hanno collaborato con noi e tutte le figure professionali che sono entrate nella nostra produzione e ringraziamo soprattutto il pubblico dell'Arsenale per averci ascoltato. E saluto a voi amici dell'Arsenale e Buona visione.